L'Austria e l'Europa, colpita a Vienna dalla violenza dell'ISIS, reagiscono con fermezza al terrorismo islamista. Ai nostri microfoni il premier albanese Rama, che spiega come il paese delle Aquile sta affrontando il Covid e la ricostruzione post-terremoto. La storia di 2 medici militari italiani inviati in Bosnia per aiutare le autorità di Sarajevo a gestire l'epidemia da coronavirus. In Montenegro si prospetta un nuovo governo tecnico, il primo dopo 3 decenni, non controllato dal presidente Đukanović. Nella capitale rumena Bucarest, il Teatro Nazionale Ebreo difende la cultura di una comunità decimata dalla Shoah. La scrittrice premio Nobel Olga Tokarczuk, intervistata da Est-Ovest, racconta le contraddizioni della sua Polonia. L'Austria dopo la Francia piange le sue vittime, 4 persone uccise a Vienna da un fanatico affiliato all'ISIS, una persona originaria dei Balcani con doppio passaporto austriaco e macedone, una persona conosciuta alla polizia come affiliato all'ISIS e che per questo era già stato incarcerato. Non è un conflitto tra cristiani e musulmani né fra Austria e migranti, ma fra civiltà e barbarie. È stato chiaro il cancelliere austriaco Kurz nel definire l'attentato terroristico. La polizia nel frattempo ha effettuato perquisizioni e arresti anche in Svizzera. L'attentatore ha agito da solo, ma dalle indagini risulta connesso ad una rete di fiancheggiatori e seguaci dello Stato islamico che si estende dalle Alpi fino al cuore dei Balcani. Gli investigatori stanno cercando di capire chi ha fornito il fucile automatico e la pistola al terrorista. In Austria però il dibattito pubblico si è concentrato sul fatto che il terrorista era già stato incarcerato per un suo tentativo di arruolarsi nelle milizie jihadiste in Siria e che in prigione era stato sottoposto ai programmi di deradicalizzazione, programmi evidentemente sterili. In Austria non sono passate inosservate nemmeno le manifestazioni a Vienna a sostegno del leader turco Erdogan nello scontro ideologico con il presidente francese Macron. La fine dell'estate, l'abbassamento delle temperature, gli appuntamenti nel chiuso dei locali gonfiano le vele dei contagi anche in Albania. Oltre 22.000 i casi di positività dall'inizio dell'emergenza sanitaria, più di 11.000 le guarigioni, superano quota 500 i decessi fino ad oggi. Il governo a guida socialista, che ha imposto l'obbligo di mascherina anche all'aperto, tiene alta la guardia ma evidenzia che per ora la situazione è sotto controllo. Negli ospedali sicuramente non è facile perché è un lavoro stressante per quelli che sono nella prima linea, ma comunque il sistema tiene. Secondo le cifre ufficiali sono tra i 250 e i 350 gli infetti al giorno, su una media di tamponi superiore a 1200. Le vittime oscillano tra le 5 e le 10 al giorno. 2 entrambe a Tirana le strutture dedicate alla cura dei malati di Covid, ma aumenta il numero dei padiglioni ad hoc. La popolazione collaborativa, sottolinea Rama, ma non bisogna trascurare un aspetto. Innanzitutto non siamo svedesi noi, siamo abbastanza propensi a prenderla alla leggera e detto questo bisogna dire che comunque la risposta della stragrande maggioranza della gente è stata positiva e poi è necessario fare di tutto per evitare un nuovo lockdown. Un nuovo lockdown sarebbe veramente tremendo da tutti i punti di vista. L'opposizione, trainata dal centrodestra, che contestando duramente la maggioranza non siede in Parlamento dal febbraio dello scorso anno, mette sul banco degli imputati esecutivo e numeri ufficiali e avanza una serie di richieste. Il governo sta gestendo molto male l'emergenza Covid. Secondo i nostri esperti, il numero quotidiano di positivi a seconda delle regioni è superiore dalle 2 alle 5 volte rispetto alle cifre ufficiali.
Il Partito Democratico chiede con forza di effettuare almeno 2.500 tamponi al giorno, di formare a dovere il personale sanitario, di attribuire il bonus di 1.000 euro al mese ai medici e di 500 euro agli infermieri, come già promesso dal Primo Ministro. Non ha dubbi su quali siano le falle e cosa occorra fare l'ex ministro della Sanità, l'anestesista rianimatore, esponente del centrodestra, Tritan Sheu. La situazione è grave nell'ambito della terapia intensiva. A disposizione dei pazienti Covid, in queste 2 cliniche, sono pressappoco 15 posti di terapia intensiva veri, che sono già, e anche quelli standard lasciano molto a desiderare. Io ho insistito da mesi di marzo che era necessario di ordinare, di montare strutture pronte di terapia intensiva per una capacità almeno di 150 posti. Qui è stato un gruppo di colleghi italiani, di 7 persone che sono rimasti alcuni giorni. Io li ringrazio tanto, non soltanto per la presenza, per le idee e i consigli che hanno dato. Il miglioramento di mettere in opera la sanità primaria, il modo di riorganizzare il sistema ospedaliero, soprattutto le terapie intensive. Sono partito con qualche pregiudizio, pensavo che la sanità bosniaca fosse messa in condizioni peggiori, in realtà sono tornato con la consapevolezza che anche in Bosnia i medici lavorano in maniera assidua e sono sicuramente degli ottimi professionisti e molto preparati. Come spesso succede, il confronto e la contaminazione sono fonte d'arricchimento ed è successo così anche a Sarajevo, dove 2 medici militari italiani di stanza in Friuli Venezia Giulia hanno messo a disposizione la loro esperienza nella lotta al coronavirus. È rientrato da 2 settimane alla caserma Spaccamela di Udine, sede del reparto comando e supporti tattici della Brigata Iulia, il maggiore medico militare Marino Trivisani, 38 anni. In Bosnia ha trascorso gli ultimi 5 mesi. Partito a maggio, quando l'Italia cominciava a vedere la fine della prima ondata da Covid-19 e la Bosnia era solo agli inizi, con 200 casi al giorno cresciuti durante l'estate fino ad arrivare ai 1.000 attuali, ma con molti meno tamponi di quelli che vengono fatti da noi. Avevamo visti come i medici che arrivavano dall'Italia per dare una mano in piena pandemia dopo aver visto quello che era successo in Italia, per cui sicuramente eravamo visti molto bene. Con lui è partito da Gorizia, dalla brigata di cavalleria Pozzuolo del Friuli, il maggiore medico militare Pasquale Giannelli, 42 anni, è tuttora a Sarajevo e lo intervistiamo a distanza. Questa missione per me è un'occasione di crescita professionale e personale. Professionale perché ho avuto modo di condividere con i colleghi medici e infermieri di tutta la Bosnia Erzegovina i protocolli medici adottati in Italia durante la prima ondata di pandemia da coronavirus. Personale perché ho avuto modo di conoscere nuove culture e nuove popolazioni. Un'operazione, questa voluta dall'ambasciata italiana a Sarajevo e realizzata grazie alla presenza di EUFOR, comando multinazionale in Bosnia che fa capo a Bruxelles e conta tra i 600 e i 1.000 militari provenienti da tutta Europa. Trivisani era alla sua 5ª missione all'estero dopo Afghanistan e Libia. Questa della Bosnia è stata, dice, una missione che lo ha segnato profondamente. Perché mi ha permesso di lavorare a contatto con i colleghi civili bosniaci e lavorare per un problema comune di tutto il mondo, quindi sentirmi parte attiva nel cercare di risolvere un problema globale. Giannelli, ancora in Bosnia in attesa di rientrare, sa che probabilmente l'Italia ora avrà bisogno più che mai di loro. Gli ospedali hanno iniziato persino a reclutare medici in pensione. A lui chiediamo che cosa si sente di dare dopo la sua esperienza oltre confine. Questa missione mi ha insegnato che solo se saremo tutti uniti insieme potremo sconfiggere il coronavirus. In Italia, dopo aver riabbracciato la moglie e i figli che mi hanno sostenuto e mi stanno sostenendo in questa missione, riprenderò le attività. Spero di aver lasciato un piccolo contributo per migliorare la situazione qui in Bosnia e comunque continuerò a mantenere i rapporti con i colleghi qui in Bosnia. Il
Il Montenegro, stretto nella morsa del Covid, si avvia a 3 mesi dalle elezioni ad avere un nuovo governo. Il primo, dopo 3 decenni, a non essere controllato da Milo Djukanovic, il padre padrone del piccolo Stato adriatico. L'incertezza regna sovrana, il Montenegro fa parte della NATO, ma la nuova coalizione di governo è egemonizzata da partiti filoserbi e filorussi. Un blocco ortodosso che però farà il governo con partiti etnici albanesi e bosniachi. Una coalizione legata dalla voglia di farla finita con i socialisti di Djukanovic, ma senza un orizzonte politico comune. Per questo il nuovo governo sarà a termine e composto da tecnici. Sul piano della politica interna sono 3 le sfide principali. La prima, fornire una risposta più efficace all'emergenza coronavirus. La seconda, riunire un paese diviso dalle politiche identitarie nazionaliste perseguite da Djukanovic negli ultimi anni e soprattutto smantellare l'apparato di potere lasciato dal presidente, che non cambia soltanto con un voto elettorale. La terza, la sfida più importante, dare una risposta convincente alla crisi economica. Quest'anno, secondo il Fondo Monetario Internazionale, il Montenegro affronterà una perdita del PIL del 12%. Anche in Montenegro le infezioni da Covid sono in tragica crescita. La vittima più illustre della pandemia è stato il metropolita Amfilohije, il capo della Chiesa ortodossa serba nel paese. Amfilohije è stato il protagonista di un'opposizione estremamente dura contro il presidente Djukanovic. Questi voleva rinazionalizzare gli immobili della Chiesa ortodossa serba per donarli a quella montenegrina, una mossa che nei fatti ha scatenato una guerra di religione. Non è un mistero che la sconfitta inaspettata subita da Djukanovic alle scorse elezioni sia maturata soprattutto per l'opposizione popolare, che la sua proposta di legge sulla proprietà religiosa aveva scatenato presso il segmento della popolazione montenegrina più ortodosso e quindi anche più filoserbo. Il prossimo governo molto probabilmente abbandonerà questa norma e l'ha promesso a gran parte del proprio elettorato. Tuttavia la domanda è: sarà un governo inclusivo verso tutte quante le componenti e anche le minoranze del Montenegro, o invece semplicemente, cambiato il padrone, cambieranno anche i capi espiatori e quindi questo governo aumenterà le credenziali ortodosse e filoserbe del paese senza veramente includere tutte quante le minoranze che lo compongono. Il governo socialista uscente ha iniziato la costruzione dell'autostrada Bar-Belgrado. La realizzazione è stata affidata alla Cina, che finanzia il progetto nel quadro della Via della Seta. Indagini indipendenti hanno però portato alla luce una storia di tangenti. I lavori possono essere effettuati in base agli accordi con la Cina soltanto da aziende cinesi, oppure, come si è scoperto recentemente, da aziende che in qualche modo afferiscono alla cerchia dell'ex presidente. Il nuovo governo avrà questo obiettivo molto oneroso: smantellare la rete di potere, l'apparato lasciato in eredità dal presidente, in modo che queste intese così determinanti, così decisive per il futuro del paese possano tornare sotto il controllo dell'opinione pubblica. Il mandato del governo tecnico dovrebbe durare 1 anno. Terremoto politico in Kosovo. Il presidente Hashim Thaçi si è dimesso dopo che il Tribunale Speciale dell'Aia ha confermato le accuse di crimini di guerra a suo carico. Thaçi, incontrando i giornalisti, ha rigettato le accuse e si è detto orgoglioso di avere fatto parte dell'UCK, la formazione della guerriglia albanese che aveva combattuto per l'indipendenza del paese contro le forze serbe nel 98 e nel 99. A porre fine al conflitto fu l'intervento della NATO con 78 giorni di bombardamenti contro la Serbia che indussero Milošević a ritirare le truppe dalla provincia ribelle. Il Kosovo ha poi proclamato la propria indipendenza dalla Serbia nel febbraio del 2008. Thaçi è accusato di aver ordinato uccisioni e rapimenti di civili e di prigionieri militari serbi. Il cinema internazionale la ricorda per l'interpretazione di Maria di Nazareth nella Passione di Cristo, il discusso film che Mel Gibson girò tra Matera e Cinecittà. In Romania Maja Morgenstern è considerata un simbolo nazionale del cinema e del teatro. Nata a Bucarest di famiglia ebrea, da diversi anni dirige il Jewish State Theatre. Care să mă împiedice pe mine, eu vreau să trăiesc.
In scena I bei giorni della mia giovinezza, tratto dal diario di Anna Novak, ebrea rumena sopravvissuta ai campi di concentramento di Auschwitz e Plošov. Un periodo particolarmente significativo per gli ebrei rumeni, quello che cade tra la celebrazione della giornata nazionale in ricordo dell'inizio delle deportazioni il 9 ottobre del 41 e quella in memoria della notte dei cristalli tra il 9 e il 10 novembre del 1938, quando il Terzo Reich scatenò i pogrom antiebraici e iniziò l'Olocausto. Siamo portatori di cicatrici, di ferite che non sono direttamente nostre, ma comunque portiamo queste cicatrici per capire i fantasmi di un passato doloroso per tutti. La questione ebraica resta tuttora irrisolta, come Alexander Safran, rabbino caporumeno tra il 40 e il 45, ha continuato a sostenere quasi fino alla sua morte a 95 anni, parlando di Olocausto dimenticato degli ebrei romeni. Anna Novak, il vero nome era Mira Arsani, fu deportata all'età di 14 anni. Il suo diario, scritto nei campi di sterminio, fu pubblicato per la prima volta in Ungheria nel 1966 e tradotto in diverse lingue, ma pubblicato in Romania solo nel 2004. È importante aver potuto essere in scena ora. Siamo tra la giornata nazionale che ricorda l'Olocausto e l'inizio di novembre, quando commemoriamo la notte dei cristalli. Un evento spaventoso, l'inizio del terrore. Una prima Bucarest che resterà unica, il più antico teatro in lingua Yiddish con attività ininterrotte nel mondo, chiuderà a causa delle restrizioni anti-Covid, come tutti i teatri dell'intero paese. Una sola recita davanti ad un pubblico contingentato. Anche in Romania il coronavirus marcia veloce. Maja Morgenstern è preoccupata per il suo teatro, per i suoi compagni di viaggio. Suntem profund affectați, suntem confusi, sunt confuză. Siamo profondamente colpiti, siamo confusi, sono confusa, sono lacerata. Queste sono domande esistenziali e anche morali. Cosa fare per proteggere la vita? Non essere una minaccia, ma allo stesso tempo continuare la nostra esistenza e attività e mantenere il nostro status di artisti. Attivitatea, statusul, condiția de artiști. Per lei la cultura ebraica è parte della matrice rumena, ricorda l'11° comandamento di suo padre: obbedisci alla legge, al costume, al luogo in cui vivi, dove sogni, dove guadagni il tuo pane, dove lasci l'ombra sulla terra. La polacca Olga Tokarczuk, autrice di I Vagabondi, Guida il tuo carro sulle ossa dei morti e Nella quiete del tempo, è stata insignita del Nobel per la letteratura pochi mesi prima che il continente europeo fosse stato congelato dalle misure anticontagio, costringendo anche l'autrice, che del viaggio ha fatto un modo di approcciare la vita oltre che la scrittura, a rimanere confinata a casa. La consegna del premio Friuladria alla storia in un romanzo a Pordenone legge in autunno è infatti stato appena il suo terzo incontro con il pubblico dopo i meriti ottenuti dall'Accademia di Svezia. Le occasioni di incontro, soprattutto di questi tempi, sono tanto più importanti e preziosi perché aiutano a scambiarci le idee sulle impressioni della pandemia, ma anche su aspetti più gradevoli della nostra esistenza, ha detto la scrittrice, che considera le nostre esistenze comunque modulate dalla politica. Nawet jeżeli wydaje nam się, że literatura nie może być neutralna. Non esiste una narrazione neutrale, anche quando leggiamo di una storia d'amore, ad esempio, posta in un qualche spazio e tempo e dunque riflette una situazione politica. Siamo animali politici. Ogni scrittore dialoga idealmente con i propri lettori e la Nobel, che è cresciuta quando Solidarność iniziava a mostrare le crepe sempre più evidenti del regime polacco, è convinta che i lettori siano consapevoli che la letteratura è una lente attraverso la quale possiamo vedere il mondo in cui viviamo. Le lenti che possono aiutarci a leggere meglio i contesti sono quelle del passato, ma anche figure retoriche come le metafore, le personificazioni o l'ironia. Ja to zawsze tak uważałam, że
Per me il contatto con il passato mi dà una impressione, una sensazione rassicurante. Forse per le nuove generazioni è diverso, ma in me la presenza di queste metafore e allegorie ha un effetto di rassicurazione. Penso che stiamo perdendo questa capacità a ritmo velocissimo e che le nuove generazioni hanno dei problemi con questo. L'incapacità di comprendere le metafore, aggiunge, ci fa vedere il mondo in bianco e nero, polarizzando le nostre posizioni. Olga Tokarczuk, dallo stesso palco dove l'anno scorso ha ricevuto il premio La storia in un romanzo la Nobel bielorussa Svetlana Alexievich, lancia il suo messaggio di Solidarność, solidarietà al popolo bielorusso. Sono molto vicina al popolo bielorusso, mi è molto vicina la lotta soprattutto delle donne che con coerenza e con calma lottano per i loro diritti. Próbują zmienić sytuację swojego kraju.